Sarà l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ad aprire sabato 7 marzo nella cappella arcivescovile del Duomo il processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Marco Gallo. Prosegue così il cammino verso il riconoscimento della santità del giovane, nato a Chiavari il 7 marzo 1994, originario di Casarza Ligure e scomparso tragicamente in un incidente stradale in moto il 5 novembre del 2011 mentre si recava nella sua scuola a Carate Brianza in Lombardia. Tutto era partito dall'annuncio dato il 1 novembre del 2024 dall'altare del santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. Qui ogni anno, dal primo anniversario della sua morte in avanti, centinaia di giovani si ritrovano per fare memoria della nascita al cielo di Marco. Una partecipazione in costante crescita, specialmente di giovani provenienti da realtà e appartenenze ecclesiali diverse. Il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, in una meditazione tenuta in occasione degli esercizi spirituali di Avvento predicati ai giovani della sua diocesi nel 2011, lo propose come esempio di vita cristiana. Marco amava la vita, si poneva molte domande e soprattutto aveva trovato nell'amore per Gesù e per il prossimo la fonte della vera gioia, si legge nel messaggio pubblicato per l'annuncio della via della causa. Per questo lasciava in tutti coloro che conoscevano una viva convinzione di santità. Tale fama, non essendosi spenta e anzi essendosi consolidata negli anni, ha spinto Monsignor De Vasini, vescovo di Chiavari, a costituirsi attore della causa per ottenerne e seguirne la beatificazione e la canonizzazione secondo le norme della Santa Sede. Una chiamata raccolta anche da padre Andrea Mandonico, che è postulatore legittimamente costituito per la causa di Marco. Nella giornata di ieri la pubblicazione dell'editto redatto da Don Marco Gianola, delegato episcopale per il processo. Tutti coloro che abbiano testimonianze significative e scritte di Marco sono invitati a presentarle anche in fotocopia al servizio per le cause dei santi della Curia Arcivescovile di Milano.